Nuovi guai giudiziari per l'imprenditore Flavio Carboni, 86 anni, originario di Torralba, al centro in questi anni di numerose e clamorose inchieste, è condannato nel marzo scorso in primo grado al Tribunale di Roma a 6 anni e 6 mesi di carcere per la vicenda P3. Carboni è al centro di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo sardo. L'imprenditore è accusato di associazione a delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori. I magistrati della DDA hanno iscritto nel registro degli indagati anche Antonella Pau, 50 anni, Lorenzo Di Martino, 51 anni, di Napoli, e Maria Laura Scanu Conca, 68 anni, nata a Firenze ma residente a Roma. Nell'ambito della stessa inchiesta figurano indagate altre 7 persone, tra le quali il figlio di Flavio Carboni, Diego, di 39 anni. Tutte devono rispondere di trasferimento fraudolento di valori. Il sospetto della DDA è che Carboni e i suoi presunti complici dal 2009 al 2016 abbiano intestato a dei prestanome auto, polizze assicurative, quote societarie e mobili, il tutto al fine di occultare alle autorità competenti che quei beni erano riconducibili all'imprenditore sardo.